La Moretto è nata con il nonno, Moretto Arcangelo, nel 1957. Lui faceva l'autista di Corriere e prima ancora faceva il trasporto della bauxite al canale dell'Emme in Croazia e ha pensato bene di comprare un camion nel 1957, da lì è nato tutto. Quindi poi è continuato con il papà e poi mio fratello Michele e io. E quindi noi siamo la terza generazione. Ovviamente nel tempo si è partito dal camion, poi l'escavatore e poi noi invece abbiamo puntato molto sul settore ambiente ed ecologia, ci piace proprio tanto. Già dalla fase della richiesta da parte del cliente è importante in fase di sopralluogo valutare prima in primis tutte le criticità ambientali che in un edificio obsoleto si parte dall'amianto, che può essere un amianto compatto, che quello insomma un po' più usuale, la classica tettoia o la copertura, o l'amianto friabile, che si usava anche quello tantissimo, tipo sulle pareti delle caldaie, quindi l'amianto era floccato nelle tubazioni, nelle guarnizioni delle caldaie, nei giunti in PCB, nei serbatoi interrati, quindi con possibili spandimenti sul suolo, perché 8 serbatoi interrati su 10 tendenzialmente sono bucati dalle correnti galvaniche. Quindi una volta che si pulisce ambientalmente tutto l'edificio e quindi prende le varie strade, c'è la selezione in cantiere durante la fase di demolizione, quindi il ferro viene recuperato, il legno viene recuperato e tutto il materiale da demolizione viene recuperato in toto e viene riutilizzato come sottofondo stradale o materiale da riempimento, equivalenti come un materiale nobile quale la ghiaia. Nel tempo, noi dal 1994 che abbiamo iniziato il riciclo del materiale da demolizione, abbiamo risparmiato all'ambiente 3 milioni di metri cubi alle discariche e quindi 3 milioni di metri cubi alle attività estrattive, quindi ne andiamo orgogliosi. Noi facciamo demolizioni veramente di tutti i tipi e comprese anche le demolizioni con esplosivo. Mio fratello Michele ha il patentino del fuochino, collaboriamo con Danilo Coppe, conosciuto per la demolizione Ponte Morandi e quindi adesso proprio a breve andremo a fare la demolizione di alcuni acquedotti, di cui uno alto 46 metri, quindi demolizione con esplosivo. Ci stiamo rinforzando bene e ne stiamo facendo sempre di più. Ogni demolizione è un vestito sartoriale, io dico, perché cambiano le problematiche, le criticità, le persone, l'ambiente, quindi sono tutte importanti. Diciamo che forse di recente viene in mente l'ospedale di Portogruaro, perché aveva veramente tante complessità, tra le quali anche una chiesa del 1200 che abbiamo dovuto mettere 2 sismografi e tantissime parti di demolizione è stata fatta a conci, proprio l'escavatorista doveva prendere il pezzo e calarlo a terra per evitare vibrazioni o problemi, insomma, alla struttura della chiesa, perché era è già tutto, e ancora adesso è abbastanza carente, insomma, sulla struttura e poi aveva, insomma, tutto, perché erano tagli, abbiamo trovato la guaina con amianto, perché anche la guaina veniva impastata con l'amianto, sono state fatte bonifiche di tutti i generi, dal serbatoio interrato, quindi diciamo quella. Se invece vado più indietro, sicuramente la pista degli aerei della base di Aviano, quello è stato un intervento importante, è stato fatto anche in tempi record. Sì, no, ma ne abbiamo un bel pacco di storia. Tantissima difficoltà, tantissima, perché si pensa forse a un mestiere sporco, però non lo è, perché tutte le attrezzature, tutti i macchinari sono molto evoluti, magari i giovani di adesso pensano a camion obsoleti, ma sono meglio di salotti, gli escavatori sono con le cabine reclinabili, con sedili riscaldati d'inverno, addirittura reclinabili, anti problemi di schiena.
Non ci sono, non c'è personale, è molto difficile, molto. E poi il costo della manodopera si sta alzando alle stelle proprio per la mancanza di personale. Giovani non ce ne sono, l'età media nel nostro settore è dai 43 in su, quindi e tutti sono già in procinto di andare in pensione. Non nascondo che abbiamo dei pensionati storici, perché ne abbiamo uno in particolare che è iniziato col nonno, aveva 14 anni che aveva il nonno, e nelle demolizioni difficili, complicate col braccio lungo lo chiamiamo col contratto a chiamata, perché lo chiamano il chirurgo delle demolizioni, proprio come muove il braccio dell'escavatore, come si comporta in cantiere, è unico. Non ci sono... è un problema grande. Ci dovrebbe essere però da parte anche delle istituzioni, ci dovrebbe essere un avvicinamento, perché è un mestiere che non potrà mai mancare e dovrebbe essere rivalutato o magari anche incentivato, perché anche il settore del trasporto con il CQC e le patenti del camion, come tutte le patenti, sono costosissime, quindi se c'è un incentivo magari lo si fa un po' più volentieri, però tendenzialmente troppa fatica, troppa fatica.